Allora, per chi ci è collegato e per chi vedrà poi dopo la live in differita, ci andiamo a sfogliare questi. Guardate un po' che c'ho qui. Holly e Benji sticker album. Quarta di copertina, pubblicità. Allora, le figurine io ovviamente ce l'ho da un'altra parte. Comunque, questo era l'album di figurine di Holly e Benji, sticker album. Adesso vado un po' veloce perché ne ho presi tantissimi. Guardate, il primo, ok, questi sono due uguali. Guardate, edito da Panini, il primo album di figurine di Dragon Ball. Vedete? E poi c'è quest'altro, sempre edito da Panini, che è un altro album. Vedete, sono diversi, non sono uguali. Quindi sono due album diversi. Tra l'altro, guardate, qui in quarta di copertina c'è questo. E qui invece in quarta di copertina c'è questo. Guardate che belli questi album. Tra l'altro la maggior parte erano omaggio. Cartoni in TV. Questo addirittura ci sono delle figurine di Crimi, però erano pagine da colorare dell'incantevole Crimi. Guardate che bella questa immagine. Spettacolare. Buongiorno Emanuele. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno Emanuele. Siccome con Anime Cult numero 8 siamo arrivati a parlare di figurine, sto facendo vedere qualche album. Ecco un altro album di figurine della Merlin. Piccoli problemi di cuore. Push pop, pubblicità. E poi piccoli problemi di cuore. Vedete? Sono piccoli problemi di cuore. Questo piace a mia figlia, che mi piace tantissimo questo cartone animato. L'album della Panini di Ranma Mezzi. Eccolo qui. C'è anche un poster qua, edito sempre dalla Panini, Guardate che bello l'album di Ranma Mezzi, cioè qualcosa di spettacolare. Poi c'è Card Captor Sakura, pesca un'altra carta Sakura, Official Sticker Album e pesca un'altra carta Sakura. Bellissimo anche questo. Guardate un po', figurine Panini, Capitan Harlock, Capitan Harlock, Capitan Arlo, un pirata tutto nero. Qui qualcuna ne manca però, Vabbè, vi faccio vedere queste due pagine che sono complete. Capitan Harlock, Capitan Harlock, Capitan Arlo. E poi guardate qui un po' tutto l'album di Crimi Mami, l'incantevole Crimi, che di qua praticamente c'è la pubblicità dello Sprint che dava in omaggio dei dischetti raffiguranti Yu, Posi, Nega, Crimi, Toshio e tutti i personaggi del cartone animato, l'incantevole Crimi. Anche questa è una versione completa, vedete? Ci sono tutte le figurine e questo è un album che a me piace tantissimo e infatti è un po', mamma mia, se si rovina in mano per quanto la carta oramai è arrivata. Mamma mia che spettacolo. Beh, guardate. Va bene, questo è l'album dell'incantevole Crimi, originale dell'epoca,
Il gusto del gioco, vedete, lire 500. Poi ero passato a Remy. A sto punto, guardate, facciamo una cosa, questo lo mettiamo dopo. Quindi Remy, le sue avventure, l'album originale dell'epoca, tra l'altro vedete omaggio, costava 200 lire. Remy, le sue avventure, dolce Remy, piccolo come sei, per il mondo tu vai. E dopo Remy non possiamo non vedere l'album di Heidi, l'album completo di Heidi. Ti sorridono i monti. Avevo fatto vedere proprio questa pagina qui dicendo che al centro non è che ci manca una figurina, è proprio così. E praticamente questo è l'album completo di Heidi. E non ho solo questa versione di Heidi, un'altra copia sigillata, chiusa sotto questa busta, vedete? E qui parliamo di 100 lire, costava 100 lire l'album Heidi originale degli anni 70. Ok, non so se c'è scritto di che anno è, vediamo un po'. Su questo incartato magari non si legge, ma su questo sì. 1978, guardate un po'. Numero 3, 1978, c'è scritto semestre 1978. Primo semestre. Ok? Poi avevo fatto vedere che non c'entrava nulla con questi cartoni animati giapponesi, ma La Bella e la Bestia della Disney, album completo, vedete? Album completo della Bella e la Bestia, vedete? Sono bellissimi, gli album di figurine sono qualcosa di indimenticabile, gli album di figurine. Guardate l'album di Giorgi, Lady Giorgi, la 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 la. Il bacio tra Giorgi e Lowell. Vabbè, questa è storia. I fratelli Abel e Arthur, quando Giorgi è stata salvata. Qui è quando si è travestita da maschio per imbarcarsi sulla nave. Bellissimo, bellissimo. Cartone animato molto molto bello. Anche questo è completo di album, album completo. Lady Giorgi. Ovviamente non poteva mancare neanche un altro successo di Italia 1, che è Memole il nome mio, folletto sono io e dono felicità a chi la chiederà. Anche questo completo, album di figurine, bellissimo album, guardate che spettacolo. E Memole il nome mio, folletto sono io, a Maria l'amica mia, io dono l'allegria. Un attimino che c'è l'orologio di mia moglie che suona, torno immediatamente, lo blocco. Ok, e noi continuiamo che siamo quasi arrivati, guardate che live da 1 ora e 7 minuti, però stiamo vedendo delle cose. Kiss Milicia non poteva non esserci in collezione l'album di Kiss Milicia è, diciamo, il cartone animato da cui sono nati poi Love Milicia, Licia Dolce Licia, Licia e Beehive, e poi addirittura presero spunto per fare Cristina, arriva Cristina, l'Europa siamo noi. Tutto nacque praticamente da questo cartone animato, da Licia, Mirko e Satomi. Allora, di Fivelandia ho tutti gli LP, mi ha fatto una bella domanda, e allora ti faccio vedere una cosa, grandi Fivelandia. Allora,
perché io sono un patito dei Fivelandia. Ho anche diversi LP di Cristina D'Avena e i tuoi amici in TV, ma questi sono tutti originali, ho anche tutti gli altri, guarda un po' i CD originali dei Fivelandia. Tra l'altro quelli sopra sono originali dell'epoca, 11, 12, 13, 10, quelli sono originali dell'epoca. Attendi, perché ti faccio vedere Fivelandia 21, 22, Fivelandia 18, 99, eccoli qua, fino al Fivelandia 22 mi pare, eccolo qua, questi sono tutti originali dell'epoca, guarda, questi sono quelli che mancavano lì, Fivelandia, questo sotto è un Fivelandia, vedete, Fivelandia 16, che è scritto così su questo colore e non si legge niente qua, però questo è il Fivelandia 16, tutti rigorosamente originali, tutti rigorosamente originali, fino al Fivelandia 22. I Fivelandia sono qualcosa di spettacolare. E poi ovviamente, vabbè, senza andare troppo, andatevi a cercare le mie live quando parlo dei miei CD di Cristina D'Avena, perché ce n'ho tantissimi. Mi sento di consigliarvi, se ancora li trovate, questi sono uno spettacolo, sono i Cartoonlandia 3, 6, 9 CD Cartoonlandia, mi sento di consigliarveli perché sono proprio zeppi di sigle, guardate, ognuno è pienissimo di sigle scritte piccole piccole. Non so se lo troverete, guardate, questo costava 16,90 ma all'epoca, ma non penso che li trovate a 16,90 questi, difficili. Questi sono gli altri due Fivelandia, addirittura qui ti davano le figurine, stanno ancora dentro imballate, ma io questi li ho tutti sballati perché li sento una continuazione, vedete, stanno dentro. Fivelandia 14, Fivelandia 15, e vi dico che io ce l'ho anche su vinile, perché sono un patito di vinili, voi lo sapete, chi mi segue lo sa, www.ilmondodelvinile.it, e capite. Allora, quindi abbiamo visto come Kiss Milicia abbia dato il via, guardate, come Kiss Milicia abbia dato il via, e allora diciamole tutte le cose, visto che stiamo parlando di Kiss Milicia. Ecco qua il cofanetto Kiss Milicia e Beehive Story, quindi c'è Love Milicia, Balliamo e cantiamo con Licia, Teneramente Licia e Beehive, e Licia Dolce Licia e Beehive. E questo è il cofanetto con tutto quello che riguarda Licia, cofanetto Licia e Beehive Story. Scusate, ve lo fermo, così si vede bene. Licia e Beehive Story. E poi da una costola di questi telefilm nacquero questi altri. Arriva Cristina Story, Cristina l'Europa siamo noi, già l'ho nominato. Cri Cri, vedete, Cri Cri, Cristina, arriva Cristina, e Cristina l'Europa siamo noi. Altri 4 CD, altri 4 LP che sono usciti sia su vinile, ovviamente, sia su vinile che poi su CD, ok? Quindi questa è, diciamo, per concludere ciò che c'era da dire su Licia. Andiamo avanti, guardate un po' che c'è qua. 1000 giorno dopo l'altro incontriamo qualcos'altro. Vabbè, ma io bene le parole non me le ricordo. Guardate che belli questi album, guardate, bellissimi questi album, uno più bello dell'altro, vedete, bellissimi questi album. Milli, un giorno dopo l'altro, l'album originale dell'epoca, ok? E questo già costava 800 lire, ci abbiamo verso le 1000 lire, 800 lire. Ah, Lucy May, questo, vedete, i personaggi di Lucy May. Questo pure era omaggio di album
E qui ce ne mancano parecchie di figurine, vedete? Un sacco di posti vuoti. Questi ovviamente non verranno mai più completati, questi album io l'ho presi da là e ovviamente non tutti siamo stati in grado di completarli. Andiamo avanti. Marco, dagli Appennini alle Ande, guardate che bello anche questo, storia presa dal libro Cuore. Marco, dagli Appennini alle Ande, bellissimo, bellissimo album anche questo, bellissimo album. Ancora mi sentite? Sì, bellissimo album anche questo. Ecco la nave, bellissimo album anche questo, dagli Appennini alle Ande. Andiamo avanti, ce ne abbiamo ancora qualcosa, guardate un po'. E Daltanius bim bum bale giù, cium cium. Dani, il secondo pilota di Daltanius, è il principe Kento, il primo pilota. Ed ecco Daltanius con la spada fiammeggiante, Beralius in petto. Anche questo bellissimo, completo. L'album di Daltanius, guardate, completo l'album di Daltanius. Ok, andiamo avanti. TV-landia, questo che è? Ah, TV-landia è sempre un album di figurine, anche questo completo, dove ci sono diversi cartoni animati. Questo non neanche me lo ricordavo. Guardate un po'. TV-landia, c'è l'Uomo Tigre, c'è Gigi la Trottola, Pelin Story, Renzi la Strega, Devilman, vengono da lontano, da una galattica civiltà, viaggiatori del tempo. Questo è l'Uomo Tigre, Tiger Man, diverse pagine dedicate all'Uomo Tigre. Devilman, Renzi una strega è. Vengono da lontano, da una galattica civiltà, su una macchina lampo, predatori del tempo. Gigi la Trottola, l'allenatrice, si sa che ti piace. Na na ra na 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 ra na 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 na. Bellissimo anche questo album. Andiamo avanti. Questo già l'abbiamo visto, un'altra copia. Questo anche mi sa che è completo. Oh yes. Questa è un'altra copia dell'album dell'Incantevole Crimi. Vedete? Anche questo è completo, completissimo. Guardate. Completissimo. Il concerto finale di Crimi. E poi c'è un'altra copia addirittura, ma non so se ci sono le figurine, di Daltanius. Certificato di garanzia, vabbè. Sì, guardate, questa è un'altra copia dell'album di figurine di Daltanius, anche questo completo. Ok.